Un pericoloso gruppo criminale assalta un evento pubblico con tanti civili presenti e l'obiettivo di compiere un attentato. 80 uomini dei carabinieri intervengono da terra, per acqua e dal cielo e riescono a fermarli e arrestarli. Niente di reale per fortuna è l'esercitazione che ha coinvolto al Terminal Passeggeri di Venezia gli uomini e le donne del 4° Battaglione Carabinieri Veneto, uno dei 13 raggruppamenti mobili dell'Arma italiana che al suo interno raggruppa divisioni e reparti speciali, tattici e specialistici per affrontare le sfide più complesse dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il 4° Battaglione ha una competenza areale nell'area del nord-est principalmente, ma di fatto poi svolge un contributo a livello nazionale. È collocato all'interno della storica caserma Caposile di Venezia Mestre, in viale Giuseppe Garibaldi, e sviluppa una serie di attività attraverso degli assetti specialistici, attività deputate prima di tutto all'ordine e alla sicurezza pubblica e poi ha un contributo all'Arma territoriale relativamente ad attività di controllo del territorio, oltre che di contrasto a eventi criminosi complessi a livello emergenziale. I reparti sono reparti che si occupano da un lato dell'ordine pubblico, appunto, quindi una compagnia dedicata, una compagnia operativa dedicata principalmente all'ordine pubblico e al contributo per le missioni nei teatri esteri. E poi abbiamo un reparto operativo che è la compagnia CIO, la compagnia di intervento operativo, costituita appunto da assetti specialistici come le squadre di intervento operativo, le SIO, e le SOS, le squadre che hanno una competenza specifica proprio perché ancora più specialistiche nell'ambito del contrasto a eventi criminosi complessi e all'antiterrorismo. Nell'esercitazione, denominata Laguna 103, tenutasi proprio al Molo 103 di Venezia, decine di uomini e mezzi del 4° Battaglione Carabinieri Veneto testano sul campo il livello di addestramento e la capacità di coordinamento e di interazione dei vari reparti chiamati a gestire un evento complesso e a convergere per preservare e tutelare la pubblica sicurezza nel caso si verificasse un attentato come questo. Perché interforze, perché vede coinvolte tutta una serie di attività e di componenti specialistiche e tattiche dell'Arma, dove si viene a realizzare una simulazione grazie anche alla collaborazione proficua dell'autorità portuale, in modo particolare della società Venezia Terminal Passeggeri, che ci ha fornito la disponibilità della location. Dicevo, una simulazione di un evento criminale complesso dove interverranno tutta una serie di assetti sia del 4° Battaglione ma anche dell'Arma territoriale di Venezia e del Veneto, appunto come dicevo le squadre operative di soccorso, le SIO del 4° Battaglione, le omologhe API, le aliquote di intervento del Comando Provinciale di Padova, nonché magari anche i nuclei cinofili antiesplosivo, lo stesso NEC, il nucleo elicotteri del Veneto, che interverranno in sinergia e coordinamento al fine di contrastare questo evento criminoso complesso che ipotizza un intervento su un gruppo criminale che vorrebbe portare a termine questo, chiamiamolo, attentato durante un evento pubblico, e quindi un blocco dell'attività criminale in sé, una individuazione dei responsabili, l'arresto degli stessi attraverso l'intervento delle squadre operative di soccorso che arriveranno a bordo di natanti del Comando Provinciale di Venezia, quindi sbarcando, arrivando all'interno della struttura e quindi operando il fermo e l'arresto dei responsabili.